And so it is. Un fine vita dignitoso è uno degli obiettivi dell'Hospice del Garibaldi di Catania, i cui operatori accompagnano i pazienti oncologici nel loro ultimo viaggio. Prendersene cura pur sapendo di non poter curare. Sono le parole del dottor Orazio D'Antoni, a capo dell'unica struttura con sede a Catania che si colloca nel limbo tra la vita e la morte. Non possono offrire una prospettiva di guarigione, ma soltanto delle cure palliative per quei malati per cui tutto è già stato tentato e a cui non resta altro che affidarsi ai professionisti della struttura, determinati a riportare un po' di luce lì dove il buio regna ormai sovrano, rischiando di spegnere definitivamente la speranza di un futuro luminoso. Speranza che però in qualcuno continua a sopravvivere facendosi strada tra le tenebre della malattia di un proprio caro. Ne è testimone Filippo, marito di una paziente oncologica ricoverata nella struttura, pronto ogni giorno a tenere fede alla promessa di esserci nella buona e nella cattiva sorte. Posso dire che da quando è qui è rinata, è un'altra persona, quindi l'esperienza mia qui è più che positiva. E certamente nel mio cuore confido sempre nel miracolo che il Signore ci faccia mettere le sue mani e in cuor mio ci spero ancora. Non torneremo Un lavoro non facile anche per chi questa realtà ce l'ha ogni giorno sotto gli occhi, come medici, infermiere e OS, consapevoli della delicatezza del loro ruolo e di come un semplice gesto nel loro ambiente possa fare la differenza. Lo ha spiegato ai nostri microfoni una delle infermiere, Luisa. Quel poco che posso fare, riesco a fare, mi dà tanto anche a livello affettivo, io mi sento, poi sicuramente penso che ho tanti angeli custodi perché molti mi hanno voluto bene, quindi so che mi proteggono. Concreto più che mai il bisogno di altri hospice sul territorio etneo per dare l'opportunità a più angeli in corsia di accompagnare fino all'ultimo coloro che sono giunti alla fine del loro viaggio.